Un'interessante iniziativa questa di Giovani Idee con tanti esperti che parlano appunto di fondi strutturali europei, abbiamo anche parlamentare europeo, ma abbiamo anche un ex parlamentare europeo, onorevole Iacolino, che vuole dire la sua e magari parlarci anche delle novità che possono interessare la sua persona. Ma intanto è un'iniziativa cosiddetta civica da parte di tanti giovani che stanno insieme e vogliono contribuire a creare condizioni per una prospettiva migliore che riguarda la loro, che è anche la nostra comunità. La Sicilia ha bisogno di cultura progettuale e utilizzerà meglio i fondi strutturali coerentemente con questa vocazione strategica che riguarda il turismo, ma anche con infrastrutture al passo coi tempi e un'agricoltura che ha bisogno di essere sostenuta e incoraggiata. Le prossime competizioni sono ad un passo, si sta organizzando il centrodestra per avere candidature credibili e noi siamo convinti che questa volta si possa vincere, tornare nuovamente al governo dopo una gestione disastrosa, quella di Crocetta, alla quale noi confidiamo di poter contrapporre un nuovo governo lungimirante, accorto, con un programma serio nell'interesse esclusivo dei cittadini di questa immensa terra che è la Sicilia. Come valuta questo momento politico in cui non si sanno ancora le alleanze, partiti di centrodestra, di centrosinistra, insomma c'è un panorama politico molto ingarbugliato? Come si potrà andare avanti anche con la paura un domani che Grillo possa vincere, secondo lei, e con una previsione anche sulle future regionali, insomma? Si è passati da una visione, una connotazione bipolare del sistema politico ad una tripolare dove oltre il centrodestra e il centrosinistra vi è anche la compagine di Grillo. Dove hanno governato loro non hanno dato dimostrazione di concretezza, Roma, Torino e in molte altre realtà e anche nelle nostre vicine città del territorio della provincia non ci sono evidentemente dei marziani, tutt'altro. Noi riteniamo che queste alleanze potranno essere definite da qui a molto breve. Se si allarga la coalizione con una candidatura autorevole e prestigiosa, sono convinto che il centrodestra tornerà a governare la Sicilia. Se magari una sua scesa in campo. Vedremo, chi vivrà vedrà.